Gabriele se canne la pasta, provo a che la spiritta. Ecco, questa pasta l'hai preparata prima, Gabriele? Sì, 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 sì. Che latte ha? Che latte ha chi non è? Sì, Questa? questo è latte acqido. Sì, latte acqido. Ecco, comunque questa pasta che l'ha gettata a sa cassarola. La cassarola è stenocche, scusate. Ecco, Gabriele soltanto sta preparando tutte le cose. Ciao! Ma cosa c'è? Allora abbiamo deciso. Qualche formaggio. Metti salamoia. Ma è lungo A che temperatura dovete arrivare, Gabriele? Questo? 70 gradi, non più di 70 era. Vero? No. La speritta, la cacciotta. Sì. E cosa ha messo a cuocere lì? Beh, la pasta di Il cacciotta. formaggio No, non è quello. non è quello di mucca. Ah, formaggio Di latte di vacca è questo. Bovina, sì. Bovino è di latte bovino. Latte bovino. Anche mozzarella, per caso. Ah, non è quello che ha fatto lì, No. no? Non è quello che ha fatto lì che l'ha No, fatto no, quello è di pecora. ok. Questo invece è il latte macino. Ma l'ha messo nell'acqua? Questo? La sta Sì, adesso riscaldando. nell'acqua. Questo è già fatto come questo. Ha preso un certo acidità di pH e quindi poi viene fatto diciamo Le cacciotte. localizzazione. Adesso vedete, lo vedete direttamente come si fa, va. Deve filare la pasta. Scusa, ti puoi spostare poco per la Ecco, bravo. Un po' indietro, signore. E la cacciotta si fa sola di vacca? La cacciotta Ecco Gabriele, este marito di Giuliana Museo, ecco Giuliana, visti chiesa. Perché diventa così elastico? Perché diventa così elastico? Perché c'ha una Bisogna certa lavorarla. di acidità, bisogna lavorarla, capito? Adesso vedete, dai. Perché devo starla lì adesso? Ecco come la pasta è filante e quindi la potete cominciare a modellare in perittasa. Oh, grazie, le pagacciole. Dietro magari al bambino. Sì, lo vedete il bambino. Come fila. Che formaggio? Caciocavallo, penso che si chiama in italiano. Ah no, gigantici. Cacciotte, cacciotte. Caciotto cavallo. No, senza cavallo, cacciotte. Cacciotte.
Cacciotte. Cacciotta, una è cacciotta. A Olzai lo chiamavano su Casizzolo. Casizzolo, Noi si perita. perita. Noi perita. E questo adesso facciamo la lavorazione per... E qualcuno in italiano lo traduce le perette. Provola, cacciotta, cose così. Provoletta. Ma minore è quello. Adesso A perite dal minore. Come si fa a lavorare? Mangiarlo a tavola quanto deve rimanere un pochettino ad asciugarsi? 2 giorni. Salamoia deve andare. dopo uscito dalla Salamoia si può mangiare. Questo è formaggio fatto. Ecco qua. Come si faceva della cotolina? Bambini. Piccole piccole. Mi rendo conto che la lavorazione delle mani, Quelle arbore hanno magari la forma del formaggio, e sì, come se forse faceva un vaso. È una... Sì, sì, e mi rendo conto che il formaggio delle tecniche che... Ecco Gabriele Loder fa che nella spirita ha posto prima la pasta in questa cassarola che sa baccaente in modo tale che sia stata filante, deve lasciare prima modellare insomma E prende la nove. e adesso riprende tutto e poi la potete modellare come dovete vedere a casa spirita che poi l'alminta ha una cassarola di abba fritta in modo tale da stare Le devo chiedere se lo posso fare. Complimenti. perfetta e Cantaldia il bistana può diventare Allora, questa adesso dopo un'ora la metto in salamoia, stiamo su 4 ore questa. vero? Massimo 4 ore. E può acidità la pasta può acquisire l'acidità giusta quanto tempo Allora, le in cose base alla temperatura del tempo. Il tempo si caglia il formaggio sul manzano, può essere di pomeriggio, può essere d'estate. D'inverno magari ci vuole 24 ore. questa è una fermentazione Deve praticamente fermentare per arrivare a sì. Perfetto Sì, aspetta.